Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dal comunale di Villacidro. Grazie alle immagini di Francesca Sini per il racconto della gara tra Villacidrese e Nuorese, valida per la 36esima giornata del campionato di eccellenza. È iniziata Villacidrese-Nuorese, Alfarano battere questo calcio di punizione alla ricerca dei saltatori. Il cross sul secondo palo per il colpo di testa di Lanos. Diego Pinna in verticale, ha spazio Diego Pinna, se lo prende tutto, entra in area di rigore, lo scarico per Muscas, il controllo, c'era sul mancino il salvataggio, forse di Palermo. Muscas non riesce a controllarla, buona la chiusura di Tidia che si appoggia da Peana, poi Animo Bono dietro a rischiare qualcosa sulla pressione di Palermo che prova a prendere il pallone a Rantuccio, senza fallo Palermo davanti al portiere, cerca il tocco sotto, la parata di Cocozza che si salva. Lancio di Rantuccio per Saura, poi De Murtas, attenzione a Saura che pensa al tiro. Mentre avanza la Villacidrese, il cross per Palermo di testa. È sempre Ridwan Palermo a trovare la rete per la Villacidrese, colpo di testa dell'1-0, si sblocca il match al comunale con il 23esimo gol in campionato del bomber argentino. Parte Fabio Cocco, c'è il pareggio della Nuorese con la magia del solito Fabio Cocco, non ha perdonato stavolta. Direttamente su calcio di punizione, pareggia la partita la Nuorese, è 1-1. Altra palla alzata per la corsa di De Murtas, interviene Lanos, calcio di rigore. Giudicato falloso l'intervento di Agustin Lanos su De Murtas. Parte Peana, Chiriti non ci arriva, la Nuorese è avanti a Villacidro 2-1 con la trasformazione dal dischetto di Andrea Peana, glaciale. Chiriti aveva intuito, non è bastato però per evitare il 2-1. Senza copertura, prova a rimetterla dentro con Palermo che prende posizione, la mette giù, sterzata di Palermo, arriva Muscas sul primo palo, vola Lorenzo Cocozza, palla che non è uscita, non c'è più tempo, la Nuorese vince a Villacidro 2-1 in rimonta.